è sempre stato i tedeschi di Maran, lo dico in dialetto perché proprio è. I tedeschi di Maran hanno sempre fatto vino. Facente biologica nel 96, che lo scopo te l'ho appena spiegato, ero, non so se si può dire in TV, ero in Mona, mia mamma vedova e io sto qua mai a fare tutto. Io sono contro i cosiddetti vini da meditazione, a me piacciono i vini da bere mentre mangio. Ciao ragazzi, ogni volta che mi ritrovo a parlare di vino so già che ne uscirà un racconto carico di storia, di aneddoti, di competenze maturate sul campo, di valori che si perpetuano, perché in fondo l'essenza del vino è proprio questa, è un romanzo scritto dai vignaioli, un romanzo che ognuno scrive con il proprio stile, forgiato dalla sua sensibilità, dall'esperienza, dalla storia della propria famiglia. E quella degli Ugolini di Fumane, dove mi trovo oggi, merita davvero di essere raccontata. Pensate che dobbiamo tornare al 1600 a Vienna, dove una famiglia, la famiglia Leonhard, ricordatevi questo cognome, coltivava le vigne nei dintorni della capitale dell'impero austro-ungarico, producendo i vini proprio per l'imperatore del Sacro Romano Impero. Quanto influisce la storia della famiglia nel vino che esce dalla tua cantina, Giambattista? Influisce tantissimo perché io, sin da piccolo, ho sentito respirare il profumo del vino nella cantina di mio nonno. Mio padre non era un vignaiolo, ha fatto tutt'altro mestiere. Però noi, bambini, siamo cresciuti con il nonno, che è vignaiolo da generazioni e generazioni. Beh, sai, allora si lavorava con la damigiana, con questo, però proprio lui ci ha fatto capire, ci faceva annusare, perché non potevamo bere il vino, però ci faceva mettere il naso dovunque, in ogni damigiana, in ogni cosa, per capire cosa usciva da ogni vigneto. È stato lì che io, proprio quando ho deciso nel 96, io ho deciso di fare questo lavoro, prima facevo un'altra attività, però nel 96 ho detto no, ritorno a casa, ritorno a fare il lavoro del nonno e ho voluto, come il nonno mi ha insegnato, proprio fare un po' il sistema alla francese. È brutto da dire per noi italiani, però proprio noi abbiamo 5 vini, figli di 5 vigneti. Senti di avere un po' una responsabilità in questo senso, portare avanti una competenza ma anche una memoria. Beh, devi sapere, Stefano, che abbiamo da parte di mamma, di papà, ma anche di mamma, una storia lunghissima. I miei antenati erano tedeschi che gli stati assegnati dei terreni qui sopra Marano. Ecco, loro hanno sempre fatto vino ancora a Vienna, che servivano il vescovado di Bressanone e quant'altro. Poi qui si sono italianizzati per poter vivere qui e circa 100 anni fa da Leonard sono passati i Leonardi, perché però è sempre stato i tedeschi di Maran, lo dico in dialetto perché proprio è. I tedeschi di Maran hanno sempre fatto vino. Anche quella di Giambattista è una storia particolare, perché per buona parte della sua vita, per diverso tempo, ha fatto tutt'altro, era dirigente di un'importante multinazionale nel settore degli idrocarburi. Poi però nel 1996 papà Angelo venne a mancare e quindi lui decise di tornare qui, nella vigna, che comunque era sempre nel suo cuore. Prese in mano l'azienda agricola, però con un obiettivo chiaro, creare il proprio mondo del vino. E per farlo decise di cominciare a viaggiare e andare ad esplorare gli altri mondi del vino, soprattutto in Europa e soprattutto in Francia, impadronendosi così di quelle conoscenze, di quelle competenze che poi avrebbe messo a frutto qui, cosa che poi realmente ha fatto. Inizialmente anche con qualche scetticismo, con qualche perplessità da parte di chi viveva qui e che ancora non aveva forse ben compreso il valore della curiosità di Giambattista. Ma lui, testa bassa, portò avanti le sue idee e i risultati effettivamente arrivarono. È stato un po' Veronelli a darmi questa idea. E i contadini, mi disse Veronelli, continuano a mescolare, bisogna dividere. Addirittura nello stesso cru puoi fare 2 parti se vedi che l'uva è migliore. È stato il nostro Vangelo, la nostra Bibbia. Ti ripeto, 5 vini, 5 vigneti, a prescindere buono o non buono, perché siano identitari, perché volevamo vini identitari. Perché ormai con questa globalizzazione i vini devono essere identitari, specifici, tipici di una zona specifica. Io ho fatto biologico, sa perché? Non per etica, perché nel 96 fare biologico
ci si credeva, già si capiva che il mondo andava lì. Io l'ho fatto perché fare biologico non è solo cambiare farmacia, come dico io, passare da una farmacia convenzionale a una farmacia omeopatica. Era perché per avere vini figli di una vigna abbiamo dovuto fare il biologico in questo senso. La prima cosa che abbiamo fatto è stato di togliere acqua e cibo. Sa perché? Perché erano viziate. Avevano tutto l'apparato radicale di superficie. Togliendo l'alimento, cosa ha fatto lei? Quello che madre natura gli ha insegnato. È scesa in profondità, in cerca di acqua, capisci? Allora è figlia di quel suolo. Se no, che la Corvina sia Fumane o sia Bologna, non dà nulla. È questa cosa estrema che abbiamo fatto noi. Io allora, facendo biologica nel 96, che lo scopo te l'ho appena spiegato, ero, non so se si può dire in TV, ero in Mona, mia mamma vedova e io sto qua mai a fare tutto, perché è talmente estremizzata. E invece facendo così, oggi abbiamo un apparato medio di 50 cm sotto, che pesca cosa? I minerali che ha quel vigneto, capisci? Noi viaggiamo da 60 a 70 quintali ettaro per preservare la vigna. È come una mamma poverina gli fa fare 10 figli, la distruggi. E la vigna è uguale. Io ho sempre visto la vigna come un organismo vegetale. Cosa sono i vini del privilegio? Dallo stesso cru abbiamo visto alcune aree che erano diverse. Esempio San Michele. È questa collina, questo anfiteatro, che è una placca tufacea, e sulla sommità, dove è sempre stato un brolo chiuso, un clos in francese, dove faceva il vino dei preti, dicevano, c'è la chiesa di San Michele, lì c'è un tufo più giallo. E allora con i miei ragazzi avevo detto, perché non vinifichiamo 8 filari da soli? E mi creda, poi assaggerà, vinificando 8 filari da sola, nello stesso cru, vedi la differenza. Ed è un Valpolicella superiore. Potevamo fare l'Amarone, però secondo me il futuro della Valpolicella è anche il Valpolicella superiore. Perché è un vino che va a tavola, il rapporto qualità-prezzo è giusto, è un vino bevibile, perché un vino deve andare a tavola. Io sono contro i cosiddetti vini da meditazione. A me piacciono i vini da bere mentre mangi, perché lei sa che un vino deve essere abbinato a un cibo e devi lavarti la bocca tra un pasto e l'altro. Quello è il vino. Il vino che io considero il più difficile da fare, e che i miei ragazzi lo chiamano il vino del fondatore, che sono io, è il Valpolicella classico. Che tutti dicono, ma un Valpolicella è così importante. Sa perché è importante? Perché è un vigneto dedicato a lui. Intanto il Valpolicella classico, che per noi è il Pozzetto, il nostro nome, il Valpolicella classico è l'unico vino che porta il nome della Valpolicella. Ma è come faccio un esempio ai miei figli, perché a volte ai figli bisogna spiegargli le cose molto semplicemente. Quando fai il maiale, che ho avuto la fortuna con dei miei amici di fare il maiale per fare il salame, si inizia a togliere troppo per filetti, per questo, rimane poco. Il vino è uguale. Questo vigneto fa solo il Valpolicella classico, cioè non passiamo prima con l'Amarone, con il Ripasso, con il Superiore. Dunque tutte le primizie uve di questo vigneto vanno in questo vino. Ecco perché il nostro Valpolicella classico è un vino importante, che puoi abbinare anche con le canne rosse importanti, ed è un vino da 13,5-14 gradi, perché è figlio di un solo vigneto. Le vigne, la cantina e il vino, perché è proprio qui che si concentra tutto. E io ci credo quando Giambattista dice che se la sente addosso la responsabilità di una storia lunghissima, perché sa che può continuare a scriverla soltanto se i suoi vini gli permettono di continuare a farlo. Il vino deve riassumere la storia importante, deve interpretare, deve incorporare i doni dell'annata presente e poi deve proporsi il futuro in chiave interessante, portatrice però di tutto questo. Ecco perché un vino non può essere soltanto un vino, e se lo guardiamo e lo assaggiamo con gli occhi del produttore, deve comunicare una storia intrisa di valori, di messaggi che si vuole trasmettere a chi il vino lo assaggia. E qui di storie ce ne sono veramente tante, una storia importante che parte sì dal vigneto, ma che poi approda anche in cantina. Ed è lì che nasce anche qualche magia. Qui siamo nella nostra cantina di produzione, dove nascono i vini Gulini, nella zona acciai, chiamiamo noi, dove i vini entrano da sala di fermentazione e riposano qui. Qui diciamo nulla di particolare, stiamo sperimentando, Stefano se vuoi vedere, il res porcellanato in sostituzione all'acciaio, però i costi industriali sono ancora altissimi, essendo una cosa molto, una start-up, però vogliamo arrivare a avere questi prodotti. Questa è la parte meccanica, questa. La parte meccanica, la parte dove c'è il lavoro vero. Dove c'è il lavoro vero, però qui, credimi Stefano, ormai se ci fosse mio padre ti direbbe che gli stupidi sono finiti. Cioè, il sapere è alla portata di tutti, ogni famiglia ha l'enologo in casa, la tecnologia del vino costa pochissimo ormai perché c'è più produzione che richiesta,
e l'unica differenza rimasta tra una cantina e l'altra, oltre alle uve che arrivano dal campo, è la sala affinamento legno. Là veramente c'è la differenza. Io ti faccio vedere nel nostro posto magico dove i nostri vini riposano in questi botti di rovere francese, queste baricche. Voi sapete che nella botte piccola c'è vino buono. Allora qui è l'unica differenza rimasta fra una cantina e l'altra, secondo me. Qui, come faccio sempre un esempio io, è come truccare una donna. Qui riesci a migliorare la complessità di vini che arrivano dalla vigna e dalla cantina. Qui veramente fai la differenza fra un'azienda e l'altra, poi devi sapere cosa cercare e poi noi ragioniamo come gli chef. Quello che gli dà il legno al vino non deve mai superare il gusto del vino, cioè devono essere in equilibrio, se no sa troppo di legno logicamente. E qui credetemi è un mondo fantastico, qui riusciamo ad avere le nostre ricette, però bisogna sapere cosa cercare, perché dovete sapere che la Quercus petrea, come le vigne, dipende dal luogo dove nasce la pianta e dal clima, cioè dall'esposizione, dall'altitudine e quant'altro. Noi cercavamo cosa in Valpolicella? Prima di tutto il tannino, perché voi sapete che la Valpolicella ha purtroppo quello che diciamo i nostri competitor, che è il Brunello e il Barolo, sono vini tannici, a noi manca il tannino, e noi il tannino, che è una cosa naturale e semplicissima, lo prendiamo qui, dal legno. Che legno è questo? Da dove arriva? Questi sono roveri, Quercus petrea, appunto, nome botanico francesi, che noi prendiamo da due foreste, dall'Allier per il tannino e dal Vosges per dare morbidezza. Perché? Perché noi le filtrazioni, le fermentazioni arriviamo sempre fino in fondo, perché? Perché a me e alla mia famiglia piacciono i vini secchi. Però per vendere, deve sapere Stefano, che serve anche la morbidezza, la dolcezza, ma a noi non ci piace, immagina Stefano il zucchero del caffè di mangiarlo, non quella dolcezza, la dolcezza della crema, di un budino, noi cercavamo quella. E nella foresta del Vosges, tra la Francia e la Germania, la stessa pianta che qui ci dà il tannino dell'Allier, qui ci dà la morbidezza. Vedete che qui è la bravura, è saper miscelare tutte queste cose dove l'uomo si ferma e lì entra la natura, credetemi, lei fa la differenza. Questo è lo scrigno sempre di San Michele, che è il nostro santo protettore, e qui vi accompagno nella sala dove nascono i nostri vini. Per me e i miei figli che abbiamo una sola parte, però è brutto da dire, però è così. Vieni, ti faccio vedere. Qui abbiamo le vecchie annate, certo, dove mettiamo via per poter farle verticali fra 10, 20, 30 anni. È l'archivio di famiglia. L'archivio di famiglia, dove i prodotti vengono testati dopo 10, 20 anni, 30 per capire l'evoluzione. Ecco qui è proprio dove nascono i vini, la parte finale. Ecco Stefano, vieni. Allora devi sapere Stefano che dalla cantina arrivano queste bottigliette. Prova a pensare, come ti dicevo, 5 vini e 5 vigneti. Ogni vigneto, il Pozzetto per esempio, che ha le 3 caratteristiche vitigni della Valpolicella, la rondinella, certo, la corvina e la croatina, che la croatina è ormai adottata da noi da centinaia di anni, però vedi ad esempio nella corvina sono 4 tipi di corvina, 4 cloni, in modo che ognuno dà qualcosa, è un po' come il misto funghi, qualcuno dà qualcosa, vedete, per formare un vino unico. Quindi poi voi le studiate, le analizzate e studiate il blend. Bravissimo. Aggiungiamo di vari cloni conforme quello che vogliamo avere in bocca. E chi è che si siede qui a fare queste cose? Sono io, il mio enologo, i miei figli da qualche anno e amici enologi che vengono a darci una mano sono sempre quelli che da anni vengono qui e noi costruiamo la ricetta, che ogni anno cerchiamo di ripetere perché i vini siano identitari e abbiano sempre lo stesso imprinting. C'è anche qualcun altro però che si siede qui. Mia mamma è quello che fa il taglio finale. Cioè, lei, tu sai che le donne hanno questa caratteristica di avere un naso, lei ha 80 e passa anni, credimi, si siede e dice questo o quello là, perché lei è nata, è nipote di viticoltori e di vignaioli. Ti emoziona questo? Guarda, non puoi vedere perché c'ho la giacca, però ho sempre un brivido sulla schiena. Un capitolo a parte lo merita sicuramente Villa San Michele, questa ex caserma austriaca e prima ancora dimora agricola dell'abbazia di San Zeno Maggiore di Verona, che Giambattista dapprima ha acquistato e ristrutturato e poi destinato soprattutto alla vita aziendale, cosa che è tuttora presente anche se da qualche tempo lui ha deciso anche di abitarci. Queste sale, queste splendide sale, questa è la sala blu, poi c'è la sala rossa, poi c'è la sala delle mappe, l'antica cucina,
sono carichi di significato per la famiglia Ugolini, perché in ognuna di queste sale ci sono degli elementi che ricordano il valore della loro storia e condividerla con loro è sicuramente un'esperienza molto affascinante. Villa San Michele è veramente la casa dei nostri vini, è stato voluto così. Era il sogno da bambino. Io auguro a te Stefano di realizzare un sogno da bambino come ho realizzato io. Io sono nato qui a 300 metri circa. Eravamo una famiglia normalissima e vedevamo questo podere, che era allora proprietà di un milanese, così bello però un po' messo male. Io verso il 2000 qualcosa, con la liquidazione del lavoro che facevo prima, ho investito ho svuotato i portafogli in questa casa, abbiamo fatto 12 anni di restauri. Ma il lavoro più bello non è quello che vedi qui, sono i 12 km di muro a secco che tiene su Colle San Michele, tutti restaurati. E sai qual è stato il restauro più grande? Togliere il cemento. Perché una volta cosa facevano? Mettevano questa coltre di cemento sopra i muri a secco, però quando cadeva un pezzo si portava giù tutto. Togliendo la parte sopra, che è stato il lavoro più grande, su 12 km, adesso si può crollare un mezzo metro, un metro, ma ormai abbiamo personale addestrato, la maestria, anche se purtroppo ormai sono un po' anziani. Per i miei figli sarà un problema restaurare questi muri perché mancherà la manodopera in grado di farla, mi creda. Quello è il più grande cruccio che ho io. I maestri delle Marogne. I maestri delle Marogne, quelli che parlano con le pietre. E tu ti senti un privilegiato? Io ho sempre detto ai miei figli: inseguite i vostri sogni, però tutti e due, non so se per comodità, sono qui in azienda. E non è bellissimo lavorare con i figli perché c'è sempre questo conflitto padre e figlio e su ogni cosa hanno da dire la sua, forse è anche giusto. Però sai che fai qualcosa che è un sogno che non morirà con te, ma andrà avanti. L'importante è che siano felici comunque, però vedo che gli piace.